Ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, ogni volta che pensate che il governo di centrodestra ha dei difetti, e ne ha ovviamente, è perfettibile come tutte le cose umane, figuriamoci le cose della politica, che sta, come dire, avanzando lentamente su alcuni fronti, che l'attività di governo è migliorabile, tutte osservazioni che possono avere una loro fondatezza argomentativa. Ecco, in quei momenti però, se vi fate prendere da eccessivo sconforto, pensate all'alternativa, e uso la parola alternativa tra mille virgolette. L'alternativa è quella della sinistra nostrana, che per esempio nelle scorse ore ha presentato una cosa chiamato piano per la giustizia abitativa. Già piano, ovviamente loro se possono presentare un piano si commuovono, perché si rammemorano i piani quinquennali di sovietica memoria. La giustizia abitativa non so bene cosa sia, io conosco la giustizia tout court e so che per esempio c'è un europarlamentare di AVS, il partito trainante di questa proposta, che è sfuggito alla giustizia ungherese tramite imbullonamento alla sedia dell'Europarlamento. Ma al di là di questo, la proposta è appunto di AVS. Si sono aggiunti poi il Movimento 5 Stelle, si è aggiunta ormai quell'appendice residuale di AVS che è il PD di Elly Schlein. Ve la sviscero come AVS la presentò nelle sue tappe successive. Anzitutto un censimento degli alloggi delle case eventualmente sfitte. Se dei privati, sottolineo privati, non alloggi pubblici sfitti, che quelli sì che sono uno scempio a cui rimediare, ma se dei privati si dimostrano dopo questo censimento che hanno delle case sfitte, sono obbligati a metterle sul mercato, quindi già gli è tolta la padronanza sul loro bene. Non solo, devono mettere sul mercato a un canone concordato, a un costo prestabilito. Cioè c'è un, credo, soviet composto da Ilaria Salis, Fratoianni, Bonelli, Elly Schlein e altri comici contemporanei, che dice il prezzo a cui devi mettere sul mercato questo bene è X. Se non adottano queste misure sono suscettibili di penalizzazioni fiscali, in un paese dove già, come dire, il bene casa è iperpenalizzato, o nei casi estremi di requisizione, che è il modo politicamente corretto di dire esproprio proletario o pseudoproletario, perché loro signori un proletario non lo vedono più da decenni. Capite da voi che questa proposta è culturalmente una proposta comunista, nel senso che è una proposta che prende il diritto alla proprietà privata, lo straccia e lo getta nel cestino. Quindi voi immaginatevi che la cosiddetta alternativa ha queste proposte, ha questa visione degli italiani, della loro proprietà, delle loro case, degli sforzi di una vita. E capite che il dramma del sistema Italia è che non esiste un'alternativa di governo credibile. A pensarci bene, però, non è tanto un dramma, ma è l'assicurazione sulla vita di quello che non sarà il migliore dei governi possibili, ma senza dubbio, è il meno peggiore di gran lunga dei governi possibili. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio. Avete ascoltato